Entrare nel vivo dell'odierna presentazione, consentitemi di salutare i gentili ospiti che sono qui con noi. Pozdravljam predsjednika Deželnega odbora Italijanskega olimpijskega komiteja, gospodina Emilija Felugo. Un caloroso saluto al presidente regionale del CONI, Emilio Feluga. Pozdravljam Franka Fiorita, un saluto anche a Franco Fiorito, predsjednika tehnične strukture. Turistično ponudbo, to pomeni, da damo tudi mi eno roko tudi celotnemu, tudi gospodarstvenemu svetu pri nas. La corsa per la nostra comunità è molto importante, penso che sia la più grande, non penso, è sicuramente la più grande manifestazione della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia ed è anche una grande finestra nel mondo in quanto è seguita, diciamo, in mezza Europa e quindi dimostra che siamo qui ancora vivi e operosi. La gara però è importante anche, penso, per tutta la comunità regionale, e qui vorrei citare anche quanto detto dall'assessore De Anna, per quale vuoi ringraziamenti, in modo ha capito l'importanza di questa gara, che sottolinea due elementi, già tra l'altro sottolineati anche dall'amico Feluga. L'ottimo servizio di sicurezza offerto a tutti i corridori partecipanti dell'anno scorso. È una cosa che non succede sempre e penso sia una soddisfazione non solo per gli organizzatori ma per tutti quelli che aiutano. Cioè lansko leto je bilo nekaj nenavadnega, mednarodna kolesarska zveza je le nekaj dni po zaključku dirke, mislim, da so bili 3-4 dnevi, poslala preko priporočenega pisma zahvalo organizatorjem za odlično organizacijo in za varnost na dirki, za vse to, ko se napravi, da so tekmovalci bili čim bolj varni nel dettaglio del percorso. Saranno alla partenza 25 squadre di 10 nazioni e precisamente, come avete visto anche nel libretto, ci sono 10 squadre italiane, 5 slovene, 3 croate, una serba, slovacca, ceca, tedesca, Polonia, Avstrija in Ungherija. Na startu bo 25. Res je, Slovenci, še nikoli nismo zmagali, ne radi. Celo Hrvatom je uspelo, a še Srbi so bili blizu. Ne vem, prav Vinto v Sloveniji, nesuni v Sloveniji, če nam rešito anche Croati l'anno scorso, che serve ero vicino, così siamo rimasti anche un po' male, tako. Malce scherzi, mene kot tehničnega direktorja predstavlja prvo pomembno preizkušnjo sezone in seveda tudi osnovo za izbiro mladih, predvsem seveda reprezentantov za nadaljevanje sezone. La corsa è bella, abbastanza dura anche tecnica. Per me rappresenta un trampolino, c'è un punto importante per la... E comunque il presidente Battistella si scusa, ma noi siamo qui vicino a Radi perché giustamente il comitato regionale deve essere vicino a questa organizzazione. Prima Feluga ha detto grazie anche al comitato regionale e ai dirigenti, però io dico grazie a chi organizza e chi si prende l'onere e anche la fatica per poterlo fare, perché il comitato regionale a sua volta ok, ha un beneficio, però sono loro che lavorano, quindi un grazie ancora Radi per quello che fai e grazie anche per quello che farai sicuramente nella gara, soprattutto per la sicurezza, come hai detto prima. Mikrofon pod predsednika Slovenske kolesarske zveze, gospođa Tomaža Poljanca. E dopo cedo la parola a Tomaž Poljanec, vicepresidente della Federazione Ciclistica Slovena. Dobro večer vsem tudi v imenu Slovenske kolesarske zveze. V prvi vrsti seveda takoj predvsem čestitke organizatorjem, ki so v teh težkih ekonomskih časih uspeli pripraviti to kolesarsko dirko, za katero lahko rečem, da smo jo Slovenci posvojili nekako za svojo, imamo jo za svojo dirko, z tega, ker vem, da se slovenski kolesarji pripravljajo že kar nekaj časa za to prireditev in pa vem tudi zaradi tega, ker se slovenski navijači, ljubitelji kolesarstva tisti dan, tisto nedeljo množično odpravijo v Trst, pa kljub temu, če tudi v Sloveniji pada sneg, vem, da je tukaj v Trstu, v Lonjerju takrat veliko slovenskih navijačev, veliko avtomobilov, vozil. Organizzatrice e presidente dei circoli sportivi sloveni in Italia.
Io vi porto il saluto dopo 4 anni di presidente regionale, che venivo di solito a portarvi il saluto della Federazione Ciclistica Regionale, e vi trovo oggi in una nuova veste a portarvi il saluto della Federazione Ciclistica Italiana, sia mia personale della struttura che ho l'onore e l'onere di rappresentare qui oggi in quanto responsabile della struttura tecnica nazionale. Ma voglio anche portarvi il saluto del vicepresidente federale Flavio Milani, che tra l'altro vicepresidente vicario della Federazione Ciclistica, che voleva essere qui oggi con noi, eravamo d'accordo di fare il viaggio assieme almeno in parte, ma purtroppo un lieve malanno di stagione non è riuscito a essere presente qui oggi. Mi diceva che probabilmente cercherà di essere presente domenica 7 in occasione della gara. Ma niente, chi mi ha preceduto ha già fatto il saluto del comitato provinciale, delle società provinciali a tutti i convenuti e soprattutto agli organizzatori, e ringraziamento per quello che fanno. 34 anni che onorano la nostra provincia con una manifestazione di altissimo livello, sono un grande pregio non solo per loro, perché loro fanno, ma per tutto il movimento ciclistico triestino. Abbiamo detto, è stato già detto che è una corsa tecnicamente valida, ricordiamo però i numeri che ha dato Ravi: 200 organizzatori, vuol dire che c'è un gruppo che collabora da anni per organizzare questa manifestazione, e lo sport, il volontariato è questo: 200 persone che dedicano il proprio tempo gratuitamente per far correre altri, perché si divertono. Tutta la giunta dei colli provinciali. Che dire, questa gara, e anche sentito i relatori prima, mi ha un po' meravigliato. Cioè io sono anche un dirigente che ha organizzato anche qualcosa come una trentina di trofei internazionali di arti marziali e judo, campionati assoluti, però sono meravigliato da queste cifre. Cioè un numero enorme di collaboratori a questo livello, poi interessando anche tante nazioni vicine e non vicine. Devo fare i miei complimenti, cioè il CONI. Običajna izvedba se je zmagal Hrvat Tomislav Dačulović po kar 120 km pobega. In sedaj še pred koncem zadnja beseda direktorju Pečarju, ed ora per finire, per concludere, ancora cedo la parola al direttore Radio Pečar. Praktično letošnja dirka, s tem, da smo jo predstavili, zdaj moramo tudi napraviti, je že skoraj mimo. Tako da vas vabim že zdaj za prihodnje leto, ko bomo proslavljali 35. mednarodno kolesarsko dirko, 40 let ustanovitve kolesarskega kluba Adria, 45 let, odkar smo začeli v Lonjerju ponovno po vojni s kolesarstvom. Cioè praticamente la corsa è finita, l'abbiamo presentata, adesso bisogna solo correrla e via. Cioè, vi invito già al prossimo anno, quando ci saranno la 35esima edizione della gara, un altro anniversario che sono i 40 anni della costituzione del gruppo ciclistico Kolesarski Klub Adria, 45 anni da quando abbiamo iniziato nel dopoguerra di nuovo a organizzare corse ciclistiche a Longere. Ci siamo ancora alcuni che eravamo presenti alla prima edizione della Coppa Longere, che è nel lontano 66-67, però abbiamo anche i giovani che ci danno una mano. Infatti abbiamo anche rinnovato il palco dei presenti con i giovani che pensano alla sicurezza. Smo se nekateri, ki smo pred 45 leti začeli z dirkami, s 45. pokalom Lonjerja, ki je bila obnovitev dir. Mnogo nas je še med nami, ki so delali vseh 45 let, da je Kolesarski klub Adria obstajal. Počasi pa dajemo mesto mladim, ki vstopajo v društvo in pomagajo, in s tem smo tudi nekoliko obnovili mi predsedniško mizo, kjer so tudi mladi prisotni in skrbijo prav za varnost dirke. I giovani pensano proprio alla sicurezza della corsa. Grazie a tutti. Grazie a tutti, vidimo se venerdì 7 marzo, ci ritroviamo qui tutti quanti domenica 7 marzo. Vale, grazie.